Punto nascita del Policlinico San Giorgio e riorganizzazione dei PN nazionali alla luce degli standard di sicurezza previsti dall'accordo Stati-Regione. Grazie Presidente. Sì, ho appreso il 10 ottobre a mezzo stampa che la Regione ha concesso al Policlinico San Giorgio l'accreditamento per il punto nascita per i prossimi 3 anni e che questo potrebbe essere il primo passo per garantire la struttura e l'attività di punto nascita in pianta stabile. Ricordo che la precedente Giunta, con delibera 2673, aveva previsto invece la riconversione del punto nascita del Policlinico in seguito alla realizzazione del nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli. Tenuto conto dell'accordo Stato-Regioni, che stabilisce tutta una serie di requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per garantire la sicurezza dei percorsi nascita, fissando tra l'altro il numero minimo, il numero di almeno 1000 nati stabilendo di non andare sotto i 500 e prevedendo tra l'altro queste deroghe solo per motivi geografici, constatato che il punto nascita del Policlinico San Giorgio ha operato in questi anni, e questo ho avuto modo di constatarlo anche personalmente, garantendo l'attività pediatrica H24 solamente con la pronta disponibilità, mentre il punto nascita di Latisana ha subito, per la carenza di pediatri, addirittura la sospensione tecnica e non si parla più di riattivarlo, nonostante la presenza in loco del pediatra H24. Tutto ciò premesso, si chiede all'assessore competenti quali sono le ragioni del pronto accreditamento del punto nascita del San Giorgio e quali sono gli intendimenti sulla riorganizzazione degli altri punti nascita della Regione alla luce degli standard di sicurezza e in base alle diverse situazioni geografiche. Grazie.